Presidente, è scaduto il suo mandato da Presidente FAI regionale, tiene invece quella provinciale di Agrigento, tutte le sue energie, tutte le sue attenzioni saranno per il nostro territorio, cosa ci aspetta? Sì, vogliamo tornare intanto a riaccendere la speranza con queste giornate, però vogliamo essere ambiziosi, vogliamo riprendere quelli che sono stati gli obiettivi più grandi, quando ci siamo occupati per esempio degli immobili alla Scala dei Turchi, quando ci siamo occupati della Agrigento Capitale Italiana della Cultura, i premi del paesaggio. Cosa vogliamo fare? Ci vogliamo occupare del Museo di Città, ma anche delle casette sulla Colimbetra che vanno restaurate, del treno storico, vogliamo occuparci di un progetto importante che è il progetto Genesi, che mette insieme ambiente e diritti umani. Intanto oggi si presentano le giornate FAI d'autunno, 2 giorni per riscoprire bellezze che in genere sono poco fruibili. Ad Agrigento in provincia cosa sarà possibile visitare? Sì, ad Agrigento intanto l'itinerario è quello della Colimbetra, il nostro bene principale qui all'interno della Valle dei Templi. Parlavo poco fa appunto delle casette che vanno restaurate che il FAI ha acquistato. E poi 2 itinerari molto belli, uno a Racalmuto legato a Sciascia, ai 100 anni di Sciascia, e però legato a Racalmuto in generale, insieme alla Strada degli Scrittori, insieme alla Proloco, e l'altro altrettanto bello a Porto Empedocle, street art, cittadinanza attiva e cultura locale insieme agli amici di Mariterra. Invito tutti a partecipare, invito tutti a iscriversi al FAI e ovviamente a essere generosi perché è la nostra giornata di raccolta fondi. Sarà il FAI Giovani a gestire le 2 giornate d'autunno, cosa ci aspetta? Per questa edizione delle giornate FAI d'autunno conoscerete sicuramente i tanti volontari e i ragazzi del FAI Giovani e inoltre potete conoscere sia le opere di street art che sono situate dentro il centro storico di Porto Empedocle che 3 beni in particolare a Racalmuto: il Castello Chiaramontano, il Teatro Regina Margherita e Casa Sciascia. Anche quest'anno saranno coinvolti gli studenti. Quest'anno saranno coinvolti gli studenti, ma indirettamente, nel senso che chi da studente vuole liberamente far parte dei volontari del FAI può farlo, invece il percorso, quello Ciceroni insieme al FAI Giovani, sarà per la prossima edizione delle giornate FAI di primavera. È già possibile prenotare le visite? Sì, sul sito www.fondoambiente.it è possibile vedere i luoghi che sono aperti e poi là rimanda il link del FAI Prenotazioni dove è possibile prenotare la propria visita.